alla ricerca di Nemo. È il primo giorno di scuola per il pesciolino Nemo e papà Marlin è preoccupato. Ha sempre paura che capiti qualcosa al suo piccolo. Nemo va in gita con la sua classe e Varenne, il cavalluccio marino, lo sfida a nuotare lontano, verso una barca. Nemo vuole dimostrare a tutti che è coraggioso e si avvicina alla barca anche se sa che non dovrebbe. E proprio in quel momento un sub lo cattura con una rete. Papà Marlin arriva in suo aiuto, ma viene fermato da un altro sub che lo abbaglia con il flash. Così Nemo finisce nell'acquario di un dentista con altri pesci. Il pelicano Amilcare, un loro amico, è venuto a trovarli. Nemo si mette subito nei guai e viene aspirato nel filtro dell'acquario. Branchia, uno dei pesci, gli fa coraggio e il piccolo riesce ad uscire. Branchia è molto orgoglioso di lui e pensa che con il suo aiuto potranno andarsene dall'acquario. E intanto Marlin è partito alla ricerca del figlio con la nuova amica Dory. Nel mare aperto ci sono tanti pesci affamati da cui bisogna fuggire. I due amici scoprono che Nemo si trova nella città di Sydney. Dei pesci indicano la direzione da seguire disegnando una freccia nell'acqua. Ma i pericoli non sono finiti. Poco dopo alcune meduse pungono Marlin e Dory e i loro tentacoli sono velenosi. Per fortuna, alcune tartarughe marine salvano i due amici dalle meduse e ora tutti insieme si lasciano trasportare dalla corrente che va proprio a Sydney. Presto tutti gli animali del mare parlano dell'avventura di Marlin. Marlin e Dory e Amilcare vola ad avvertire Nemo che il papà lo sta cercando. Il dentista però toglie Nemo dalla vasca e lo mette in un sacchetto di plastica. Vuole regalarlo a Darla, la sua nipotina che compie gli anni. Darla è davvero una peste. Scuote il sacchetto in cui è chiuso e Nemo e lo rompe. Branchia allora esce dalla vasca. Nemo si accorge che e Marlin si sentire la sua voce che dice